Buongiorno, benvenute e benvenuti, 7 in punto ancora con voi, riprendiamo in gran forma, speriamo, questa nuova stagione che ci attende. Ovviamente c'è sempre questa incognita che si chiama elezioni del prossimo 25 settembre, ma noi questa mattina archiviamo l'argomento per dedicarci a temi, crediamo, non più interessanti, ma perlomeno temi che ci toccano molto da vicino. Parliamo di edilizia, parliamo di abitazioni, parliamo soprattutto di questo termine sostenibilità, di cui chiederemo lumi anche al nostro gradito ospite, che andiamo subito a presentare. Si tratta di Mirko Pegoraro, che è un imprenditore che fa parte di un'azienda che ha una storia decennale molto importante nell'ambito proprio dell'edilizia. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere con noi. Dottor Pegoraro, lei rappresenta un'azienda che in qualche modo si mette avanti rispetto ad altri, adesso non per avercela con ovviamente i suoi colleghi del settore, nel senso, voi portate avanti un discorso di sostenibilità che corrisponde a che cosa? Perché tutti ci riempiamo la bocca di questo termine sostenibilità, ma in edilizia che cosa significa sostenibilità? Allora, in edilizia, parlo un po' di quello che faccio io. Certo. Noi utilizziamo principalmente plastiche rigenerate, quindi plastiche che provengono dal post-consumo o dal post-industriale. Attraverso queste plastiche realizziamo articoli innovativi per sostituirli a materiali tradizionali che hanno un impatto ambientale nettamente più importante rispetto ai materiali in plastica rigenerata. Per esempio, realizziamo pannelli in plastica che servono per costruire in calcestruzzo. Questi pannelli sono delle casseforme, delle forme che vengono assemblate, su cui viene colato il calcestruzzo, vengono realizzate colonne, murature e quant'altro, in alternativa a quello che può essere materiale in legno o in acciaio. Quindi questo è un po' quello che riusciamo a fare. Oppure realizziamo alleggerimenti sempre in plastica, quindi involucri, in sostituzione al calcestruzzo nei solai o nelle fondazioni. Quindi il nostro lavoro è sempre quello di ricercare sistemi che utilizzino minori risorse provenienti da materie prime, quindi da materie naturali, utilizzando plastica da riciclo. Sì, a proposito di materie naturali, voi in qualche modo, ci scusi il termine, ma avete violato un po' quello che era uno dei materiali per l'eccellenza dell'edilizia, cioè il legno. Dopo le chiederemo anche, oltre che parlare di legno, cioè questo cosa ha comportato anche in termini di scomodità, nel senso di scomodità nel discorso portato avanti dalla sua azienda, perché ovviamente irrompere in un settore importante come quello dell'edilizia, facendosi sostenitori di un discorso che non contempla l'uso del legno, insomma, magari qualche sussulto ha provocato o no? Sì, il settore è molto tradizionalista, è un settore molto grande, molto importante, inquinante in termini globali, e comunque ci siamo un po' di reticenza al cambiamento, però comunque si propone qualcosa di nuovo, qualcosa di facile da usare, qualcosa di leggero, quindi comunque col tempo viene accettato. Chiaramente i tempi dell'assorbimento nei mercati dipendono molto anche dal mercato stesso, che in questo caso è tradizionalista. Sì. Senta, adesso andiamo proprio nell'intimo di Mirko Pegoraro, cioè lei è la persona che ha perfezionato un progetto che si chiama Geopanel, lo ricordiamo, che è una cassaforma in plastica. Cioè innanzitutto, che cosa è la cassaforma? La cassaforma è qualcosa che contiene il calcestruzzo. Quindi un contenimento del calcestruzzo che serve per realizzare tutte le opere che noi vediamo, quindi da un viadotto può essere un tunnel, una colonna, dei solai, delle fondazioni, qualsiasi infrastruttura che noi vediamo tutti i giorni viene realizzata attraverso casseforme, e queste nel mercato tradizionale sono in acciaio o legno. Noi abbiamo proposto un'alternativa facile. Perché facile? Perché innanzitutto è molto leggera, quindi si manovra, è 11 kg, quindi 11 kg sono manovrabili da una persona in maniera abbastanza agevole, il limite oggi per legge è 20, per esempio noi siamo a metà di questo limite, e poi viene connessa attraverso delle maniglie che, anziché connettere attraverso, non so, chiodi o perni o cose di questo genere, viene connessa attraverso un congegno a maniglia che è molto elementare e adatto a qualsiasi tipo di manodopera.
Cioè, è incredibile perché in pratica potremmo diventare tutti carpentieri con Assolutamente, l'utilizzo, no? anche lei. Anche Lei posso il che è regalare tutto un kit di casseforme, può assemblarle e poi chiamare il calcestruzzo a colare dentro. È incredibile. E questo appunto con un impatto proprio di sostenibilità ridotto proprio ai minimi termini, no? Sì, perché comunque vai a sostituire il legno, cioè vai a non tagliare un albero per esempio e utilizzare plastica da recupero, questa è la differenza. Senta, Mirko Pegoraro forse è un nome che farà tremare qualcuno, nel senso, non in termini ovviamente negativi. Diciamo, ha portato un'innovazione in un settore che lei diceva così tradizionalista, ma diciamo che ha anche una storia personale abbastanza diciamo, difficile per quello che ha comportato anche per lei come esperienza personale. In pratica lei non è che abbia calpestato i piedi a qualcuno, ha proposto un modello di qualcosa che ha attirato l'attenzione, diciamo, di una realtà un po' più grande della vostra. Sì, io ho fatto tante invenzioni in questi ultimi anni, ho fatte più di 40. Ah, caspita. Però al di là di questo, no, è successo che uno in particolare, questo pannello, questo Geopanne, dopo un po' di anni del successo è stato copiato da una multinazionale tedesca. E qui ha scaturito una battaglia legale che ci ha visti vittoriosi recentemente, dopo 16 anni dal loro inizio, ma quello che mi ha un po' rammaricato è un po' il tempo perso, nel senso che oggi le soluzioni per risolvere i problemi ci sono, Certo. io credo che in molti ambiti. Il problema è sempre portare le soluzioni, portarle nelle mani di tutti. E portarle nelle mani di tutti servono i grandi canali e probabilmente l'aiuto anche di queste grosse aziende. Sì. Che non devono perdere il tempo, cioè loro potevano, questa azienda per esempio ha perso 11 anni e 11 anni in cui si sono tagliati alberi anziché utilizzare plastica rigenerata. Poteva 11 anni fa alzare il telefono e dire: caro Mirko, hai inventato qualcosa interessante, un bene per tutti. Noi siamo un'azienda che è proiettata nel mondo, probabilmente un canale ideale per la tua invenzione, uniamo le forze e rendiamo disponibile a tutti subito, perché è il tempo il problema. Oggi viviamo un momento di un mix di problemi che conosciamo tutti e non c'è tempo. Le persone vogliono una soluzione domani, non vogliono una soluzione fra 10 anni, No. perché fra 10 anni sono già morti. E questo è il tema, che il rammarico è dall'aver inventato qualcosa, loro che hanno atteso il mio piccolo successo per poi aver rubato l'idea e l'invenzione. Al di là adesso che posso dire ok, ho vinto io, ma non è quello il tema, abbiamo fatto un male a tutti, perché l'invenzione non è un patrimonio personale, l'invenzione deve essere un patrimonio globale. Probabilmente il male è come è strutturato, diciamo, anche un certo tipo di realtà, insomma, che, come diceva Enzo Iannacci tanti anni fa, lei è giovane, vedere di nascosto l'effetto che fa. Hanno atteso qualcosa come 11 anni per vedere l'impatto L'impatto positivo stessa. E poi no, cioè 11 anni buttati via. Sì. 11 anni. Sì, soprattutto come diceva lei, 11 anni in cui chissà Quindi, quanti alberi se il mio sono settore, tagliati. che la mia azienda si occupa di materie plastiche, che mai non è un settore così grande, ma pensiamo al medicale, pensiamo ad altri settori. Se succedesse la medesima cosa, se ci fosse oggi una medicina che non viene divulgata in tempo, lì abbiamo morti, non abbiamo alberi. Infatti. Non abbiamo alberi. Sì, lei va anche un po' contro quello che è il concetto, diciamo, più spregiativo del termine speculazione, perché insomma, cioè, si specula sulla vita delle persone, sulla salute delle persone. Sì, io non ce l'ho con le grosse aziende. Io dico solo che bisogna che un po' ci uniamo, bisogna che l'innovazione sia un po' più aperta. Cambiamo anche mentalità. Che abbiamo un po' di mentalità. Certo, sì. Che l'attenzione sia più verso il bene di tutti che il bene di qualcuno e basta. No, questo è anche importante, soprattutto detto da figure come lei, che lei rappresenta la seconda generazione della sua azienda, perché lei è figlio del fondatore, per cui insomma è anche un passo avanti, un salto di qualità di un'azienda, cioè lei non è che sia rimasto nel chiuso del suo laboratorio a creare brevetti e soluzioni nuove, è anche uscito in una realtà che forse avrebbe bisogno di qualche, non solo aggiustamento, anche di qualche correzione
diciamo, significativa. Sì. Allora, parlavamo di questo geopanel utilizzabile e modulabile da chiunque praticamente. Da Cioè, chiunque. tu hai una soluzione, la Questo puoi... qui è come giocare con i Lego, Sì. fondamentalmente. Sì. Quindi tu assembli queste casseforme in Componi, plastica, le scomponi. componi, le scomponi, decidi le altezze, decidi quanto è lungo farlo muro, la colonna quanto alta farla. Oltretutto la plastica dà anche dei vantaggi proprio tecnici, perché, faccio un esempio, l'acqua non è temuta dalla plastica, quindi ci possono fare getti in acqua. Adesso c'è tutto il discorso del rifacimento delle colonne dei viadotti. Sì. Noi sappiamo che il calcestruzzo ha una vita media tra i 60 e i 70 anni, dopodiché comincia a sgrostarsi e i ferri fuoriescono. Quando i ferri fuoriescono sono attaccati a ruggine e crea instabilità della struttura. Oggi abbiamo tutte le infrastrutture nostre italiane, i ponti, ma anche all'estero, che devono essere rincamiciati, e questa leggerezza di casseforme favorisce, abbiamo già esperienza, cantieri fatti, quindi c'è un mondo che ha bisogno di cose facili e leggere di questo tipo. E per quello dico che tardare l'immissione, tardare il go to market di questo tipo di prodotti è deleterio. No, ma lei pensi, ci ha citato l'esempio del viadotto, cioè stiamo registrando a Padova c'è il cavalca ferrovia, c'è il cavalcavia della ferrovia, si chiama Borgomagno, che continua a essere chiuso e riaperto perché ci sono dei problemi di tenuta della struttura, perche appunto è vecchia, ha superato quel limite che diceva Le colonne lei. devono essere ricamiciate, ma tu non puoi ricamiciarla con una gru, perché c'è il ponte, la gru dove la metti? Sì. E la casseforme in ferro, come la muovi? 100 kg di casseforme. Quindi devi creare cose come piccoline, leggere, che tu assembli e incamici il viadotto e ricoli il calcestruzzo riproteggendolo, ristrutturandolo. Ma siete anche un po', non diciamo un capovolgimento, ma una variazione dello schema grosso e solido. Lei ci propone qualcosa di leggero che comunque è molto affidabile come tenuta, no? Sì, lì è stata la sfida. Lì è stata la sfida, perché creare qualcosa di leggero e comunque sostenere pressioni e forze del calcestruzzo non è stato facile. È stata lì la ricerca sui materiali, la ricerca sulla forma del pannello, sulle varie costurature e rinforzi che abbiamo creato, sulla modalità di utilizzo. Quindi abbiamo un po' scombinato un po' gli schemi, quindi noi abbiamo magari dei tiranti in più, abbiamo un modo di lavorare leggermente diverso, che però è semplice. Perché, come ho detto, glielo posso regalare il mio kit, certo. E lei può farsi la sua recinzione di casa senza nessun problema. Sì, infatti, e avrei anzi una affidabilità dal punto di vista dei materiali, anche proprio della tenuta di questi materiali. Lei ci ha sottolineato, anche prima che andassimo in onda, insomma, che questo brevetto ha avuto un grande successo. Sì. Dove è stato soprattutto applicato? Cioè, parliamo, come diceva lei, di infrastrutture. Allora, geograficamente è stato applicato nel mondo. Ah, nel mondo? Nel mondo, sì. Noi siamo andati in fiera, nelle fiere internazionali, a Parigi, in Germania, e abbiamo molti clienti in Africa, quindi in Sud America, in Centro America, in Sud-Est asiatico, in Nuova Zelanda. Ah. Quindi io ho pensato che questo fosse un po' il nostro compito di Italia, di Europa, paese industrializzato che riesce a dare attrezzature a paesi magari meno sviluppati che hanno bisogno di cose di facile. E loro non sono gli africani, i paesi africani molto spesso non hanno le strutture, le strade, la logistica per portare grandi impianti, grandi gru, per alzare mezzi pesanti. Abbiamo portato cose di leggero e facile, che però con quelle cose che abbiamo dato potessero fare le stesse cose che facevano magari con oggetti metallici molto pesanti. E per questo, quando sono venuti in fiera i clienti africani, orientali, medio orientali, anche europei naturalmente, hanno subito capito la bontà del prodotto, e negli anni abbiamo sempre incrementato le nostre quote di mercato. Chiaramente le nostre quote di mercato sono sempre state in proporzione alla nostra forza aziendale, che è quella di una piccola e media realtà italiana. Il fatto che una multinazionale abbia deciso di aderire al progetto, chiamiamo così, mi ha dato sincerità che il progetto è veramente globale, cioè questo è il futuro, cioè una parte del sistema dell'edilizia si costruirà con le plastiche rigenerate.
Questa è stata una certezza, perché è stato un grande a dirmelo, copiandomi. No, ma infatti era quello che volevamo dire, cioè, tante volte parliamo nei più svariati ambiti, si vuole paragonare l'Italia a realtà magari più evolute, non so, dal punto di vista sociale come la Germania, come i paesi scandinavi. In questo caso è un paese evoluto come la Germania, che anche a livello di infrastrutture, insomma, è qualche passo avanti rispetto a tante altre realtà, che non solo diciamo, si fa prendere da quello che è il suo progetto, ma lo vuole questo progetto, per cui addirittura vuole farlo proprio. Sì. Ed è stata una sfida che forse già da quel punto di vista era già una sfida. Bella la vinta. sfida. È stata bella la sfida con un'azienda comunque di un paese sviluppato. Sì. Sì. Però ricordiamoci che l'Italia non deve essere seconda a nessuno. Infatti, è vero. Non siamo il fanino di coda, come tra di noi ci diciamo molto spesso. Siamo una delle prime 6-7 potenze mondiali e quindi siamo creativi, siamo inventori, gli artisti li abbiamo sempre avuti noi e quindi possiamo dire la nostra. Le invenzioni le abbiamo fatte, nel mio piccolo, veramente parliamo di un piccolo caso, probabilmente nostro, lo possiamo testimoniare, certo. E quindi c'è stata questa invenzione che è stata comunque presa in dote anche da un'altra azienda tedesca, e quindi sì, non dobbiamo sentirci sempre, molto spesso sento alla TV che gli italiani, sì. Ma noi Italia, no, in Italia siamo bravi. L'Italia è il paese più bello del mondo, solo che purtroppo il nostro ospite ci costringe a fare un discorso brutto proprio perché collocato in questo periodo. Cos'è che ci rovina sempre tutto? Quella parola che si chiama politica, no? Perché insomma, no, ma in Italia siamo stati anche comunque bravi a realizzare tutta la rete infrastrutturale che esiste. Parliamo di un Veneto, adesso per carità un'opera come la Pedemontana è stata contestatissima, però effettivamente dei benefici li comporta, con un collegamento diretto, sappiamo in un transito tra le province di Treviso e Vicenza, che sappiamo ormai abbiamo le reti che sono sovraccariche, mezzi, mezzucci, mezzini, per cui ma ci sono delle aree invece nel nostro paese che sono proprio dei coni d'ombra, ovviamente parliamo di centro-sud, no? Sì. Dove crediamo che anche lì proprio sia difficile per tutto un sistema di situazioni, ecco, che non comportano sempre comunque la buona volontà, ma come dire, la volontà dell'uomo, di certi uomini, insomma di certe situazioni che, vabbè. Chiudiamo la parentesi perché non dobbiamo fare discorsi elettorali, anche perché Mirko Pecoraro è ben lungi dall'essere vicino alla politica, lei fa il costruttore, per cui sono l'imprenditore. Sì. Io tendo a fare il mio lavoro. Questo tipo di progetto, lei ha detto che insomma, è la sua specialità quella di realizzare cose nuove. Come la colloca? Cioè, per lei è veramente stato un salto, un proiettarsi veramente in alto con questo geopanel? Sì, è stato proiettarsi in alto perché questo prodotto ci ha fatto apparire a livello mondiale. Cioè, questo è stato il prodotto dove la nostra azienda ha cominciato a essere vista e a creare attenzione da tutte le nazioni del mondo. E negli anni abbiamo collocato piccole distribuzioni, agenzie, quindi abbiamo cominciato a vendere e a essere apprezzati. Questo è stato un grande orgoglio per noi di Geoplast. Sì, scusi, forse ci siamo dimenticati di ricordarlo anche in apertura di edizione. La vostra azienda si trova a Grantorto, siamo nell'Alta Padovana, sì, insomma, Padovana, sì. È proprio un'azienda radicata, nata nel territorio, sì, che però... Mio papà è di quelle parti, è di Carmignano di Brenta, radicò l'azienda a Grantorto. Ci teniamo molto a tenere centralizzata la produzione, quindi noi non demandiamo, delocalizziamo all'estero le produzioni, abbiamo una valenza locale prevalentemente, abbiamo una parte anche di immigrati molto ben inseriti in azienda, quindi siamo un'azienda territoriale. Sì, avete sentito quello che ha detto il nostro ospite, cioè le cose si possono fare, per cui cerchiamo di non, è vero, far diventare leggenda, no, tutta questa chiacchiera dell'azienda in Italia che non ci può stare, sì. Però la domanda che sorge spontanea, visto anche il periodo storico, come vi preparate a questo autunno dell'urto del caro energia? Perché immaginiamo che anche la vostra azienda sia abbastanza energivora. Sì, siamo energivori, io credo di avere il compito di adattarmi. Noi ci stiamo cercando di adattare, quindi comunque modifichiamo i prezzi in uscita perché le aziende non possono fare chissà cosa, cioè devono adattarsi ai meccanismi in gioco. Il caro energia è un tema europeo,
quindi non è solo italiano, Germania e la Francia venerdì sera ho letto un articolo sul Figaro, ha raggiunto i 1.000 euro a megawattora contro gli 85, quindi comunque è una stazione di adattamento. Io credo che le cose si risolveranno, credo che la politica prenderà provvedimenti, credo che comunque ci sarà un sentiment pro azienda forse il più alto rispetto a quello che abbiamo visto in passato, perché dobbiamo aiutare queste aziende, perché a parte la mia azienda, ma ci sono tanti comparti, tante grandissime aziende in Italia che stanno rischiando grosso, quindi dobbiamo adattarci in questo momento qui, tamponare, far sentire la nostra voce e dire ragazzi qui non giochiamo più, non si gioca più, quindi non è un giochino, dire guarda non ce la faccio, cioè, non aspettare che muoia per suscitarmi, cerca di curarmi prima che muoia. Infatti insomma sarebbe quella anche secondo poi i vecchi detti. Però senta, anche una considerazione da fare, veramente, cioè in un'epoca in cui crediamo di aver raggiunto il top dal punto di vista dello sviluppo, delle tecnologie, della mentalità, ci troviamo a che fare con una guerra che è da 2 mesi che è ferma, con i soldati che sono lì che aspettano non si sa che cosa, perché da una parte e dall'altra. Affrontiamo questa follia di questa energia che ogni giorno registra degli sbalzi, cioè a un certo punto dicono 700 e passa euro per famiglia, quella cifra lì la decuplichiamo se non di più per aziende medie, cioè qua veramente si va al collasso. Fine 2022, fine della storia per tutti, cioè qui l'Italia e l'Europa chiudono i battenti, perché a questo punto, cioè le prospettive... Però io penso sempre che il futuro sarà migliore del passato, è sempre stato così. Ma così deve essere. Nella storia dell'umanità è sempre stato così, il futuro è sempre meglio del passato, è ovvio che ci sono alti e bassi, probabilmente si attraverserà anche un momento di sacrificio, ma il domani sarà sempre meglio. E perché? Perché l'uomo ha inventato sempre qualcosa. Sì. Perché nel momento in cui c'è un abbassamento ci si inventa qualcosa per risalire. È l'inventiva, è l'ingegno umano che fa progredire l'umanità. Quindi è questa prospettiva che dobbiamo avere. Quindi per quello dico, le invenzioni ci sono, stiamo attenti, curiamole, facciamo sinergia tra mercato e innovatori, perché abbiamo bisogno di soluzioni. Tema energetico, c'è bisogno di soluzioni per l'energia, c'è bisogno di soluzioni per tutto in questo momento qui. Sì, in questo momento qui c'è bisogno di soluzioni per una guerra, come per la medicina, come per l'energia. Sì, perché poi appunto incrociamo anche... Noi facciamo il nostro, facciamo soluzioni per l'edilizia, cerchiamo solamente di risparmiare i materiali che oggi possono essere più dannosi per l'ambiente con materiali più da recupero, che riusciamo a recuperare dal nostro uso quotidiano. Questa è la nostra missione. Certo. Questo facciamo, se ognuno si predilige questa missione probabilmente ne veniamo fuori. Ecco, senta, come discorso diciamo conclusivo, perché qua il tempo vola, l'ha espresso anche lei nelle sue riflessioni, siamo tuttora in un'emergenza sanitaria, perché nonostante tutto fortunatamente ci siamo tolti le mascherine, ma tra poco chissà che non si debba rimetterle. Come avete vissuto in particolare il clou della pandemia, cioè come avete vissuto come realtà lavorativa, produttiva, i 2 anni, parliamo 2020-2021, sono stati difficili? Il 20 difficile perché comunque il blocco c'è stato, anche se noi come categoria potevamo lavorare, quindi è stato un blocco un po' parziale per noi, poi è stato un anno duro. Il 21 è stato un anno buono per tutti, perché comunque il scatto in avanti economico c'è stato, e adesso che sta vivendo l'incertezza, dopo il grande scatto che c'è stato tra tutto il 21 e parzialmente il 22. Un po' abbiamo cominciato a non capire più niente da primavera 22. Quindi questa è stata l'idea, quindi fondamentalmente come azienda ci siamo comportati bene, in pandemia abbiamo gestito bene, i dipendenti nostri li abbiamo gestiti quasi sempre a pieno regime, quindi non c'è mai stato grosso un problema importante per noi. Adesso senta, come considerazione finale le farò una domanda che non mi renderà molto simpatico ai suoi occhi, la sua valutazione da operatore del settore di una realtà come questo benedetto PNRR, che ha dei fondi importanti anche destinati ad opere infrastrutturali pubbliche, no? Sì, il PNRR noi lo stiamo vivendo perché noi monitoriamo tutte le gare d'appalto d'Italia in progettazione e in aggiudicazione. C'è una mole di lavoro impressionante. Gli studi di progettazione, non ci sono oggi uomini per realizzare i progetti che hanno destinato di fare. Quindi questo è quindi la massa, cioè lo tsunami economico verso il PNRR si è mosso, e quindi questo dice c'è da fare,
c'è da fare, bisogna gestirlo. Quindi adesso c'è tutto questo lavoro da fare, questa economia, questi costi che stanno lievitando, quindi, però il PNRR è stato direzionato in maniera giusta, io credo. Comunque io sono positivo, cioè il governo va criticato sempre, quando è giusto criticarlo. In questo caso è stata sia il governo precedente che l'attuale, ha raggiunto il precedente l'aggiudicazione del PNR importante, il finanziamento della società importante, e quello attuale l'ha destinato, quindi si è mosso il carro, non è immobile. La speranza, ma non è entrata la speranza, dovevo dire che è una sicurezza che tutte le cose volgano al meglio. Quindi Sì, infatti, e se mi permette, dottor Pegoraro, l'auspicio da cittadini, da comuni mortali, ci possiamo mettere in questo ruolo, è che ci siano persone, un minimo di competenza che abbiano, sì, no? Nei ruoli decisionali. Lei dirà, allora cambiamo paese. No, è vero, cioè, dobbiamo anche sfatare questo discorso, sì, cioè, in Italia non ci sono le persone giuste al posto giusto. C'è l'auspicio a sto punto, e con queste risorse che possono arrivare che arrivano dal PNRR, che ci siano persone competenti, insomma, sì, che e tecniche. E tecniche, esattamente. Siamo nel mondo della tecnica oggi, non siamo nel mondo delle chiacchiere. Noi oggi siamo numerici, dobbiamo guardare i numeri, la gente ha bisogno di un salario, ha bisogno di una spesa, quindi dobbiamo essere concreti e numerici, e credo che comunque i governi l'abbiano capito, perché tutti sono dotati di tecnici all'interno alla fine. Per cui anche persone un po' più giovani, cioè, si parla anche di... Il bello del governo che ci sta lasciando è che ha dimostrato che un governo tecnico può funzionare bene, sì, sì, e quindi forse ha lasciato un bel esempio. Io mi auguro che i governi che verranno coglieranno il buon esempio di questo. E che soprattutto siano fatti lavorare, cioè vengano lasciati a lavorare, perché insomma, no, perché sennò ci fermiamo tutti, no? Sì. Se non possono lavorare loro sono al principio di una catena che, mamma mia, vabbè. Non le chiediamo quali sono i progetti per il futuro, però immaginiamo che comunque Geopanel sia stato, diciamo, uno step di un cammino che lei sta percorrendo, per cui tante volte si dice un imprenditore visionario. Nella visionarietà di Mirko Pegoraro cosa ci potrebbe essere? Perché lei ha già raggiunto dei risultati importanti che, come ci diceva, struttura leggera, agile, ma e nella mia visione consistente. Vedo acqua. Acqua, vero? Acqua. Tanti prodotti che aiutano a equilibrare questi sbalzi meteorici che abbiamo, quindi sicuramente tanti prodotti per l'acqua. L'acqua è un problema, perché ce n'è. Non è che non ce n'è, è che ce n'è in maniera un po' sconfusionata, c'è bisogno di bacini di accumulo di acque piovane in modo da riequilibrare un po' questi scompensi. Quindi l'acqua, ho già realizzato i prodotti per l'acqua, ma comunque continuerò a prestare molta attenzione al tema dell'acqua. Quindi a risparmio certamente di materiali tradizionali ad alto consumo di CO2, come può essere il calcestruzzo e il legno, senza voler male a questi due. Ma io credo che questi due vadano collocati in maniera più intelligente nelle costruzioni, non annullati, ma in maniera più intelligente e sostenibile per il nostro pianeta. E dall'altra parte la gestione delle acque meteoriche. Certo, questo è molto importante. Volevamo fare anche una domanda su un argomento che crediamo sia scottante anche per voi: qual è il consumo del suolo? Sai che si parla tanto di Veneto, che è una delle regioni dove c'è il maggior consumo di suolo. Lei riesce a farmi una considerazione in un minuto? In che senso consumo del suolo? Nel senso, cioè, cosa ne pensa di questo diciamo, sviluppo, diciamo un po' deteriore dell'edilizia che ha consumato il suolo, insomma. Ah, ok. Sì, beh, certamente il consumo del suolo genera squilibri, soprattutto dal punto di vista idraulico e idrogeologico. Questo è il primo squilibrio. Quindi deve essere fatta innanzitutto un'analisi. Molto spesso vediamo anche il vecchio che non viene demolito, e quindi si vedono moltissime cose di questo genere solo per criteri molto spesso non più attuali. Parlo magari di molte case contadine che non hanno l'aspetto forse di un'opera d'arte, che possono essere demolite e ristrutturate. Quindi bisogna prestare attenzione alle cubature che ci sono, prendere il vecchio, decidere come rifare sul nuovo, e il nuovo che va rifatto in maniera sostenibile, quindi permeabile, con la gestione della parte idraulica consapevole, con l'uso di materiali più sostenibile, con l'uso minore di quantità di materiali, perché comunque
Bisogna cambiare un po' le regole, per il nostro paese non può sostenere un'edilizia così vorace, non abbiamo una quantità di territorio infinita, siamo molto densamente, diciamo, abitati. Sì, non siamo gli Stati Uniti, insomma, per capirci. Esatto. Senta, io la ringrazio molto perché è stato illuminante, insomma, parlare con lei, anche perché, grazie a voi. Voglio dire, tante volte si relega l'edilizia nella lista dei cattivi, insomma, e non è sempre non così. È vero, non è vero. Per cui, insomma, lo abbiamo capito, anche perché non è vero. Mirko Pegoraro, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a lei. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito. 7 in punto si chiude qui, vi rimanda agli appuntamenti della giornata e soprattutto ai prossimi momenti della nostra trasmissione a partire da domani. Buona giornata e arrivederci.